Mi ha turbato il fatto che questa persona abbia picchiato la polizia e mi ha turbato soprattutto il fatto che questa persona non avesse paura di nulla, come fosse consapevole che non rischiava niente. È tornato al lavoro dopo la rapina subita, è provato, il volto teso ma determinato a non abbandonare il suo negozio in pieno centro. Alessandro, il tabaccaio di via Monte di Pietà, in pieno giorno è stato minacciato di morte dal rapinatore nordafricano che poi ha aggredito i poliziotti che l'avevano bloccato poco lontano in Piazza delle Erbe. Non è la prima volta che Alessandro, in 10 anni di attività, subisce una rapina. Questa volta però è rimasto spiazzato e terrorizzato da quell'uomo che non aveva niente da perdere. È capitato già una rapina a mano armata nel 2010. E come ti sei sentito quella volta? Ma paradossalmente sono stato più tranquillo rispetto a questa volta, perché per quanto l'altra volta avessi un'arma puntata al petto, non ho percepito quel totale sprezzo del pericolo e disinteresse nel quello che potrebbero essere state le cause della rapina, cioè le cause del gesto fatto dalla persona, come le ho sentite questa volta. Questa volta proprio c'era una lucida e chiara sensazione di impunità totale. Tabaccherie come bancomat per i malviventi che vanno a colpo sicuro sapendo di trovare contanti, visto che non ci sono agevolazioni per i pagamenti con il bancomat, spiega Alessandro, che nonostante lo spavento e la paura è tornato a lavorare. La situazione però è peggiorata nel tempo, dice, sempre più i delinquenti agiscono perché sanno di essere impuniti. Mi sono sentito sicuramente e ragionevolmente preoccupato, ma soprattutto arrabbiato e schifato dal fatto che fossero quasi più le forze dell'ordine che avevano paura di dover fermare il delinquente dopo essere stati picchiati e non viceversa.